prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Tu sei benedetta fra le donne. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Tu sei benedetta fra le donne. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra Seno Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, Che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di sentire la tua ansia apostolica per portare Cristo ai nostri fratelli e metterci al loro servizio nell'amore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Terzo mistero. Gesù nasce a Betlemme. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e permetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Dato alla luce a Betlemme, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Dato alla luce a Betlemme, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Dato alla luce a Betlemme. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Dato alla luce a Betlemme. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Dato alla luce a Betlemme. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Dato alla luce a Betlemme. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Dato alla luce a Betlemme. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Dato alla luce a Betlemme. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Dato alla luce a Betlemme. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Dato alla luce a Betlemme. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere casa accogliente dove il tuo Figlio divino, nato in noi col battesimo, possa abitare sempre col Padre e lo Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.
Quarto mistero. Gesù è offerto al Padre nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Simeone lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere vero Tempio dello Spirito Santo, consacrando la nostra vita all'amore di Dio e dei fratelli. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Quinto mistero. Gesù insegna ai dottori nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo?» Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che insegna ai dottori del Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che insegna ai dottori del Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che insegna ai dottori del Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che insegna ai dottori del Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che insegna ai dottori nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Insegna ai dottori del Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Insegna ai dottori del Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Insegna ai dottori del Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Insegna ai dottori del Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Insegna ai dottori del Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e allo Spirito Santo, Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di seguire in tutto gli insegnamenti del tuo Figlio divino, testimoniando il Vangelo con le parole e con le opere. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Preghiamo secondo le intenzioni di Papa Leone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. Alleluia, exules in
Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Santa Maria, Prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.
È proprio vero, insomma, la salute, la sana alimentazione sia proprio dalla carne. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno lunedì 11 agosto, Santa Chiara. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella tua misericordia hai ispirato a Santa Chiara l'amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi a noi di seguire Cristo in povertà di spirito, per contemplarti un giorno nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi discepoli: Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Ed essi furono molto rattristati. Quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: Il vostro maestro non paga la tassa? Rispose: Sì. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: Che cosa ti pare, Simone? I re della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei? Rispose: Dagli estranei. E Gesù replicò: Quindi i figli sono liberi. Ma per evitare di scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro, per me e per te. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù parla con Pietro di tasse e tributi, ma non si ferma all'aspetto economico. Gli fa una domanda che ci riguarda anche oggi. I figli sono obbligati, come gli estranei, a pagare le tasse al Tempio? E poi aggiunge una frase piena di delicatezza. I figli sono liberi, ma per non scandalizzarli, e chiede a Pietro di pagare comunque. Gesù, che è libero, sceglie di non far valere i suoi diritti, sceglie la via dell'umiltà e della pace, anche quando non sarebbe obbligato a farlo. Ecco allora l'attualizzazione. Anche noi nella vita quotidiana incontriamo varie situazioni in cui potremmo avere ragione, in cui potremmo far valere i nostri diritti. Ma a volte, per amore, per il bene della relazione, per evitare conflitti inutili, è meglio fare un passo indietro, non per debolezza, ma per forza interiore, non per paura, ma per amore. E poi Gesù dice a Pietro che troverà un pesce con una moneta nella bocca. È come se Gesù ci dicesse: fidati, se fai la scelta dell'umiltà e dell'amore non ti mancherà il necessario, Dio provvederà. In sintesi, questa pagina ci insegna a vivere con libertà interiore, senza attaccarci troppo ai nostri diritti, scegliendo la via più evangelica, quella che costruisce la pace e lascia spazio alla provvidenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E ti auguro di cuore una buona giornata e una buona settimana, vissuta sempre in grazia di Dio, e grazie a voi che condividete il Vangelo e la preghiera nei gruppi e con gli amici, e grazie a tutti per la vostra presenza. L'ascolto del Vangelo ti sia di conforto in questa giornata. Ciao ciao e abbi cura di te. Epi! Cosa facevi? Cosa stavi facendo? Guarda qua. Altissimo, onnipotente e buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, tonne e benedizione. Ad te solo, Altissimo, se confane, e null'uomo e ne digno tementovare. Laudato simmi, Signore, cum tutte le tue creature, specialmente mer solo frate sole, lo quale giorno et allumini noi per lui. Et ello è bello e radiante con grande splendore, de te Altissimo porta significazione. Laudato simmi, Signore, per sora luna e le stelle, in cielo lei formate, clarite et preziose et belle. Laudato simmi, Signore, per frate vento, et per are et nubilo, et sereno et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato simmi, Signore, per sora acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato simmi, Signore, per frate focu, per lo quale ne allumini la notte, et ello è bello et iucundu et robustoso et forte. Laudato simmi, Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta ed governa, e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato simmi, Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore et sostengono infermità e tribolazione. Beati quelli che la sosterranno in pace, che da te Altissimo siranno incoronati. Laudato simmi, Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troveranno le tue santissime volontati, che la morte secunda non farà loro male. Laudate e benedicetemi, Signore, et ringraziate et serviateli con grande umilitate. Madre del Verbo, dimora di luce, nel tuo silenzio il cielo parlò, nel tuo grembo il Verbo si fece carne
e la speranza in te germogliò. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Scendi in noi, Santo Spirito. Tu hai creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Scendi in noi, Santo Spirito. Tu hai creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Madre di tutti, Chiesa nascente, in te la grazia canta ancora oggi. Rendici docili, puri, ardenti, come una fiamma che non si spegne. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Scendi in noi, Santo Spirito. Agosto, sesto giorno della novena alla Beata Vergine Maria Assunta in cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua assunzione trionfale in anima e corpo al cielo, dove sei acclamata regina da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi. Ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che ti ha esaltata sopra tutte le creature e offrirti il nostro omaggio ed il nostro amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria Assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi.
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi sappiamo che il tuo sguardo, che maternamente accarezzava l'umanità umile e sofferente di Gesù in terra, si sazia ora in cielo alla vista dell'umanità gloriosa della sapienza increata, e che la letizia dell'anima tua, nel contemplare faccia a faccia l'adorabile Trinità, fa sussultare il tuo cuore di beatificante tenerezza, noi, poveri peccatori a cui il corpo appesantisce il volo dell'anima, ti supplichiamo di purificare i nostri sensi, affinché apprendiamo fin da questa nostra vita terrena a gustare il Dio solo, nell'incanto delle creature. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi confidiamo che le tue pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze, che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie, che tu senta la voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato, ecco il tuo figlio. Noi, che ti invochiamo nostra madre, ti prendiamo come Giovanni, per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi abbiamo la vivificante certezza che i tuoi occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata dal sangue di Gesù, si volgano ancora verso questo mondo in preda alle guerre, alle persecuzioni, all'oppressione dei giusti e dei deboli. Noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal tuo celeste lume e dalla tua dolce pietà, sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra patria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo infine che nella gloria dove regni vestita di sole e coronata di stelle, tu sia, dopo Gesù, la gioia e la letizia di tutti gli angeli e di tutti i santi. Da questa terra dove passiamo pellegrini, confortati dalla fede nella futura risurrezione, guardiamo verso di te, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza. Attiraci con la soavità della tua voce per mostrarci un giorno dopo il nostro esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. Recitiamo insieme il Salve Regina in onore della Beata Vergine Maria. Salve, o Regina Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo noi, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno.
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Madre del Verbo, dimora di luce, nel tuo silenzio il cielo parlò, nel tuo grembo il Verbo si fece carne
Pace a questa casa e ai suoi abitanti. Prepariamoci a ricevere la benedizione per le vostre case e per tutti voi. Carissimi amici e amiche, io sono Fra Stefano e siamo ormai diventati una grande e bellissima famiglia. Voi tutti i giorni o quasi mi lasciate entrare nelle vostre case per la preghiera quotidiana e per l'ascolto del Vangelo. Mi piacerebbe davvero molto potervi incontrare di persona, ma evidentemente non è possibile. Ci incontriamo allora attraverso il nostro canale di YouTube. Quindi disponiamoci a ricevere la benedizione per le vostre famiglie, per le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con questa benedizione è Gesù stesso che entra nelle vostre case e vi porta la sua gioia e la sua pace. La lettura della parola di Dio e la preghiera della Chiesa sono un segno particolare della sua presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù che viene a parlarci e a rianimare la nostra fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo Spirito Santo rivolgiamo la nostra preghiera a Lui, che il Padre ha costituito principio e fondamento della nostra fede e nell'amore. Preghiamo insieme, ripetiamo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai discepoli e li hai allietati con il dono della pace, fa che questa famiglia, aderendo a te con tutto il cuore, gusti la gioia della tua presenza. Resta con noi, Signore. Tu che dall'umiliazione della croce sei giunto alla gioia della risurrezione, fa che tra le prove quotidiane i membri di questa famiglia si uniscano sempre più nel vincolo dell'amore. Resta con noi, Signore. Tu che sedendo a tavola con i discepoli ti sei fatto riconoscere nell'atto di spezzare il pane, fa che questa famiglia, partecipando alla celebrazione dell'Eucaristia, rafforzi la sua fede e renda testimonianza del suo amore. Resta con noi, Signore. Tu che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui erano riuniti i discepoli con Maria tua madre, manda il tuo Spirito anche su questa casa, su questa famiglia, perché si arricchisca nella pace e nella gioia pasquale. Resta con noi, Signore. E ora preghiamo con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso è arrivato il momento della preghiera di benedizione per la casa. Preghiamo. Assisti e benedici, Signore, i tuoi figli che vivono in questa casa. Fa che quando sono fra le sue mura trovino in te il loro rifugio. Quando escono, il loro compagno. Quando rientrano, il loro ospite ed amico. E al termine dei loro giorni siano accolti nella dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli. E per intercessione di Santa Maria e di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente scenda su questa casa e su quanti vi abitano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Cristo regni nei nostri cuori e la sua parola dimori abbondantemente in noi, perché qualunque cosa facciamo, in parole e in opere, possiamo compierla nel nome del Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vi ringrazio per avermi accolto nella vostra casa, ma soprattutto perché avete voluto accogliere la benedizione di Dio per voi e per gli ambienti in cui vivete. Vi saluto e vi abbraccio fraternamente. Ciao ciao e abbi cura di te.
Canto d'ingresso, pagina 78. Cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda il suono. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera sua. Alleluia, alleluia, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi tutto il mondo francescano, tutta la città di Assisi e non solo siamo in festa perché ricordiamo la Santa Madre Chiara. Alla sua intercessione vogliamo affidare l'oggi e i domani del nostro carisma. E per poter celebrare degnamente questi santi misteri, all'inizio vogliamo chiedere il perdono di tutti i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, o Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli ed in terra pace agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio. Preghiamo.
Dio misericordioso che ha ispirato Santa Chiara un ardente amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi anche a noi di seguire Cristo povero ed umile, per godere della tua visione nella perfetta letizia del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Ascolta, figlia, guarda, porge l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è vanghito della tua bellezza e lui è il tuo Signore. Rendergli omaggio. Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Entra la figlia del re e tutta splendore, tessuto d'oro il suo vestito e condotta al re in brocate preziose. Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Dietro a lei le vergini e i suoi compagni a te sono presentate, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona che il Signore ti ha preparato per la vita eterna. Alleluia,
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, guardando un po' il calendario di questa settimana, ci possiamo accorgere che ci aspetta una settimana molto particolare dal punto di vista liturgico. Infatti ricorderemo diverse solennità, diverse feste. La più importante forse è quella dell'Assunta, e poi oggi la Santa Chiara, domani San Rufino, poi San Massimiliano. Allora un tempo particolare è un segno per noi, perché siamo chiamati a guardare coloro che ci hanno preceduto nel cammino della fede per poter imitarli, per poter raggiungerli perfino. E poi per di più è molto più impegnativo perché Santa Chiara e San Rufino si sono santificati qui in questa città, e poi San Massimiliano di sicuro è passato da qui ispirandosi alla vita di San Francesco. Ecco, vogliamo in qualche modo vedere tutto questo segno anche da parte liturgica, ecco, per noi. Diceva Giovanni Paolo II che i santi non passano, sono sempre presenti in mezzo a noi per ispirarci. Noi siamo soliti a distinguere, per non dire dividere, le persone tra i santi e i peccatori, che è una distinzione forse anche per certi versi sbagliata, perché stando al messaggio del concetto della santità, fratelli e sorelle, gli uomini non possono essere divisi tra santi e peccatori, ma gli uomini si possono dividere tra santi e dannati. Questo è il concetto della santità, perché come dice l'Apocalisse, che nulla di impuro entrerà a far parte del mondo divino. Se non diventiamo santi non potremo farne parte. Per questo sono così importanti, ci ispirano, ci aiutano a accogliere con serietà la vita e la chiamata che il Signore ci ha dato. Questa mattina vogliamo dare un'occhiata alla santità, alla vita di Santa Chiara e magari lasciarci ispirare a lei, alle sue scelte, al suo modo di vivere per poter, ecco, raggiungere la meta. Ecco, uno dei particolari magari o dei segreti della santità di Santa Chiara era quello di rimanere unita a Cristo. Infatti anche la parola Evangelo che appena abbiamo sentito ci ricordava rimanere, 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 con una frequenza impressionante
ricorre nel Vangelo di oggi questo invito. E penso che sia bene sentirlo, perché noi non siamo forse abituati a rimanere fermi o stare con il Signore. Siamo tentati di correre, di non sostare mai davanti a Lui, ecco, di non avere questo punto fermo e stabile nella nostra vita. Ecco, rimanere nel Signore non è stasi o fissità. Significa, fratelli e sorelle, ascoltare con passione la Sua parola per assumere pian piano i sentimenti e i pensieri del Signore Gesù, per imparare ad amare secondo il suo stile incomparabile. Rimanere nell'amore di Gesù imprime alla nostra vita un dinamismo fecondo, capace di portare dei frutti. Ecco, l'esperienza di Santa Chiara è certamente una di quelle che ci fa cogliere al meglio questo paradosso tra essere statici, cioè rimanere davanti a Lui, ed essere molto dinamici, come vediamo nello sviluppo del carisma clariano. Stabile perché punto di riferimento sicuro è sempre stato per lei l'amore del Signore, al quale è rimasta fedele nonostante tutto, nonostante la sua grande sofferenza, nonostante i suoi più di 20 anni di infermità sotto la croce. E poi è stata dinamica perché l'amore di Gesù le ha sempre consentito di trovare vie nuove per farsi prossima agli altri in parole e gesti, per incoraggiare sia la gente che le sorelle. Ecco, vogliamo accogliere, fratelli e sorelle, quella ammonizione di San Francesco che dice, che ci invita di non gloriarci solo raccontando le grandi cose dei santi, ma imparare da loro e vivere come loro. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, fonte di ogni perfezione, perché rinnovi la Chiesa e trasformi il mondo con quello spirito di santità che operò mirabilmente in Santa Chiara. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa di Dio, perché dalla contemplazione e dalla meditazione della parola di Dio attinga energia per la sua azione di salvezza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le donne che, ad esempio di Santa Chiara, si consacrano a Dio nella vita contemplativa, perché siano segno e testimonianza della realtà future. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che soffrono nell'abbandono e nella solitudine, perché possano trovare nell'amore di Dio e nella carità dei fratelli aiuto, conforto e consolazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti nel mondo cercano Dio con cuore sincero, perché si aprano con semplicità all'incontro con Lui e trasmettano ai fratelli la ricchezza del suo amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti nella celebrazione eucaristica, perché nei divini misteri troviamo forza per combattere i nemici dello spirito e a sostegno delle difficoltà quotidiane. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Noi te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Canto, pagina 16. Alto e glorioso
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore. Accetta, o Signore, l'umile servizio che ti offriamo, riuniti nel ricordo di Santa Chiara Vergine, e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio, trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai ispirato a Santa Chiara di seguire fedelmente sull'esempio di San Francesco le orme del Figlio tuo, sposandola a lui misticamente con vincolo di perenne fedeltà e amore e avendola innalzata per la via della più eroica povertà alle altezze della serafica perfezione. L'hai costituita madre e maestra di una moltitudine di vergini. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con Santa Chiara, Francesco, Rufino e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza della sua parola, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto, pagina 99. Tu sei santo, Signore Dio unico, compi meraviglie, sei forte, sei grande. Tu sei l'Altissimo e onnipotente. Tu sei Padre Santo e Re dell'universo. O Trinità e Signore degli Dei, o Dio vivo, Dio vero e sommo bene. O sei amore, carità, sei sapienza, tu sei umiltà, sei pazienza e bellezza. O sei riposo, tu sei sicurezza, gioia e letizia, la nostra speranza. Tu sei giustizia, tu sei comprensione e ogni nostra sovrabbondante ricchezza.
Preghiamo. O Dio che ci hai saziato con il pane della vita e il calice della salvezza, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Gesù Cristo per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. 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 Buongiorno a tutti, lunedì 11 agosto. Signore, insegnaci a pregare, chiedono a Gesù, proprio perché l'hanno visto pregare. Che cosa ci dice questa pagina? Ci dice che abbiamo bisogno di imparare a pregare, che anche noi siamo qui a chiedere, Signore, insegnami a pregare, ad ascoltarti, a capirti, a parlarti. Ma ci dice anche che si impara a pregare stando con chi sa pregare. Ecco, Gesù è un uomo che prega. E pregando insegna alle persone che accanto a fare lo stesso. E allora che cosa ci viene detto? Ci viene detto che noi possiamo imparare a pregare solo cercando persone che riposano il loro cuore in Dio e che hanno Dio nell'anima. E allora dobbiamo cercarli. E nello stesso tempo possiamo spingere altri all'incontro con Dio solo incontrandolo noi profondamente. I nostri figli, i nostri nipoti ci guardano e si accorgono se le nostre preghiere sono una pratica rituale o se diventano un incontro vero. Chiediamo di saper vivere questo incontro vero. Buona giornata. Nel silenzio della notte Chiara pregava, con il cuore verso il cielo la luce cercava.
Nel chiostro di Assisi la vita donò, come ancella del Signore l'anima offrì. L'ancella del Signore con fede ci ha guidato, con amore e umiltà la via ci ha indicato. Chiara dolce madre, nel cuore ci sei. In te vediamo la luce che ci porta verso il Re. Nel Vangelo trovava la forza e la via, con San Francesco per Cristo si spese ogni dì. Spogliata del mondo ma ricca d'amore, chiara tua luce risplende accanto al Signore. L'ancella del Signore con fede ci ha guidato, con amore e umiltà la via ci ha indicato. Chiara dolce madre, nel cuore ci sei. In te vediamo la luce che ci porta verso il Re. A Dio tutto hai dato con cuore sincero, vivendo di preghiera e sacrificio vero. Sei la sorella che consola, la mano che sostiene. Chiara col tuo esempio il cuore nostro regge. L'ancella del Signore con fede ci ha guidato, con amore e umiltà la via ci ha indicato. Chiara dolce madre, nel cuore ci sei. In te vediamo la luce che ci porta verso il Re. O Santa Chiara, ancella del Signore, portaci a Gesù col tuo immenso amore. Con la tua luce guida i nostri passi, finché nel regno un giorno saremo abbracciati. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà». Ed essi furono molto rattristati. Quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: «Il vostro maestro non paga la tassa?» Rispose: «Sì». Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti pare, Simone? I re della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei?» Rispose: «Dagli estranei». E Gesù replicò: «Quindi i figli sono liberi, ma per evitare di scandalizzarli va al mare. Getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su. Aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro per me e per te». La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati.
Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 11 agosto 2025, festa di Santa Chiara d'Assisi e sesto giorno della novena in preparazione all'Assunzione della Beata Vergine Maria. Carissimi fratelli e sorelle, oggi il nostro cuore è colmo di gioia e di riconoscenza perché celebriamo la festa della nostra Santa Madre Chiara d'Assisi. Per noi francescani è una delle giornate più belle e più dolci di tutto l'anno liturgico, perché Santa Chiara per tutti noi è stata davvero madre, sorella, amica e guida. La vita della Santa Madre Chiara è stata come un raggio di luce, un raggio puro riflesso dall'amore di Cristo. Fin da giovanissima la Santa Madre Chiara appartenne a una famiglia nobile e agiata di Assisi, ma dentro di lei sentì una voce interiore che la chiamava a qualcosa di molto più grande. Vedete, nonostante le aspettative della sua famiglia e le pressioni sociali dell'epoca, la Santa Madre Chiara non esitò a lasciare ricchezze, comodità e sicurezze per seguire il Signore nella via povera e umile aperta da San Francesco. E questo passo la Santa Madre Chiara lo fece con una determinazione tenera ma incrollabile, perché il suo sì cambiò non solo la sua vita, ma anche la storia della Chiesa. Carissimi fratelli e sorelle, la Santa Madre Chiara fondò l'Ordine delle Sorelle Povere, oggi conosciute come Clarisse, e donò alla Chiesa un esempio concreto di come si possa vivere di sola fede, confidando interamente nella provvidenza. Lei che non possedeva nulla, aveva in realtà tutto perché il suo tesoro era Gesù e con lo sguardo sempre fisso sul crocifisso portò consolazione e pace a chi la incontrasse. Infatti la sua maternità spirituale si allargò ben oltre le mura del monastero, diventando madre di un popolo che ancora oggi la invoca con fede. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dal libro del Deuteronomio, ci viene messo davanti un interrogativo profondo e leggiamo: che cosa ti chiede il Signore se non di temerlo, camminare sulle sue vie, amarlo e servirlo con tutto il cuore e con tutta l'anima? Vedete, fratelli e sorelle, queste sono parole semplici ma decisive, perché Dio non ci chiede cose complicate, ma ci chiede tutto, un tutto che è fatto di amore. E la Santa Madre Chiara ha compreso queste parole fino in fondo, perché non ha seguito Cristo per dovere o per paura, ma per amore, e sapeva che tutto appartiene a Dio, che Lui è il Signore del cielo e della terra e che noi siamo Sue creature amate. Carissimi fratelli e sorelle, questa certezza nella Santa Madre Chiara la rendeva libera, libera da paure, libera dall'ansia del domani, libera dalle catene di ciò che passa. Infatti questo testo della prima lettura di oggi ci ricorda anche che Israele doveva tenere a mente la fedeltà di Dio e non dimenticare che è stato straniero e schiavo in Egitto. Se andiamo a vedere nella vita della Santa Madre Chiara, lei non dimenticò mai la sua condizione di creatura salvata e amata, e proprio per questo la sua vita fu un continuo rendimento di grazie al Signore, perché il suo cuore, come quello di Mosè che parlava al popolo, invitava tutti a scegliere Dio non come un peso, ma come il senso stesso dell'esistenza. Ecco perché la Santa Madre Chiara oggi resta un faro per noi francescani, ma anche per la Chiesa di oggi, perché la sua vita è un continuo amare Gesù, un continuo testimoniare il Vangelo.
Nel Vangelo secondo Matteo che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, siamo condotti in un momento delicato della missione di Gesù. In questa lettura vediamo che Gesù annuncia ai discepoli la sua passione, morte e risurrezione. Questo è un annuncio che porta con sé la tensione tra dolore e speranza, però in mezzo a questo clima di rivelazione e mistero avviene anche l'episodio del tributo al Tempio, come abbiamo ascoltato dal Vangelo. In questa lettura, carissimi fratelli e sorelle, vediamo che quando Pietro gli riferisce la domanda dei riscossori, Gesù afferma che i figli sono liberi, e questa è una frase carica di significato, perché chi appartiene a Dio non vive sotto il peso degli obblighi servili, ma nella libertà dei figli di Dio. Però in questa lettura vediamo anche che Gesù non trasforma questa libertà in occasione di scandalo oppure di rottura, e invita Pietro a pagare il tributo per rispetto e per evitare inutili conflitti. Carissimi fratelli e sorelle, la Santa Madre Chiara ha incarnato questa libertà non come ribellione o indipendenza assoluta, ma come libertà interiore, perché la Santa Madre Chiara è stata libera di amare senza riserve, libera di obbedire senza sentirsi schiava, libera di donare tutto senza trattenere nulla per sé. Vedete come Gesù ha scelto di rispettare la legge per amore, così la Santa Madre Chiara ha scelto la via dell'umiltà e dell'obbedienza, pur rimanendo profondamente libera nel cuore. Questa è la vera libertà dei santi, non fare ciò che si vuole, ma volere ciò che vuole Dio. Carissimi fratelli e sorelle, oggi tutti noi, guardando la Santa Madre Chiara, siamo invitati a riscoprire la bellezza di vivere con un cuore libero, libero da ciò che ci appesantisce, libero dalle paure e dalle false promesse, libero per amare. Vedete, la Santa Madre Chiara ci insegna che la vera ricchezza non si trova in ciò che possediamo, ma in ciò che doniamo, e la gioia più grande è non nel trattenere, ma nel consegnare tutto nelle mani di Dio. Allora in questa festa chiediamo alla Santa Madre Chiara di insegnarci a fissare lo sguardo sul crocifisso, per trovare in Gesù la nostra pace, la nostra forza, e affidiamo nelle mani della Santa Madre Chiara le nostre famiglie, le nostre comunità e tutti coloro che hanno bisogno di ritrovare la libertà dei figli di Dio. E noi, tutti noi, come figli che si sentono amati, camminiamo con gratitudine e fiducia, pronti a servire e ad amare, perché come ci ha mostrato la nostra Santa Madre Chiara, solo così il cuore diventa leggero e il colmo di gioia vera nell'amare Gesù, Gesù solo. Auguri a tutti coloro che portano questo stupendo nome, auguri a tutto l'ordine francescano che oggi festeggia la propria Santa Madre Chiara, e possa la nostra Santa Madre Chiara intercedere per noi, per le nostre famiglie, per le nostre intenzioni, per gli ammalati e soprattutto per la pace nel mondo, per tutti quei paesi in guerra che oggi non trovano ancora pace. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 11 agosto 2025, festa della Santa Madre Chiara d'Assisi e sesto giorno della novena in preparazione alla solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, oh mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria.
della notte chiara pregava, con il cuore verso il cielo la luce cercava. Nel chiostro di Assisi la vita donò, come ancella del Signore l'anima offrì. L'ancella del Signore con fede ci ha guidato, con amore e umiltà la via ci ha indicato. Chiara dolce madre, nel cuore ci sei. In te vediamo la luce che ci porta verso il Re. Nel Vangelo trovava la forza e la via, con San Francesco per Cristo si spese ogni dì. Spogliata del mondo ma ricca d'amore, chiara tua luce risplende accanto al Signore. L'ancella del Signore con fede ci ha guidato, con amore e umiltà la via ci ha indicato. Chiara dolce madre, nel cuore ci sei. In te vediamo la luce che ci porta verso il Re. A Dio tutto hai dato con cuore sincero, vivendo di preghiera e sacrificio vero. Sei la sorella che consola, la mano che sostiene. Chiara col tuo esempio il cuore nostro regge. L'ancella del Signore con fede ci ha guidato, con amore e umiltà la via ci ha indicato. Chiara dolce madre, nel cuore ci sei. In te vediamo la luce che ci porta verso il Re. O Santa Chiara, ancella del Signore, portaci a Gesù col tuo immenso amore. Con la tua luce guida i nostri passi, finché nel regno un giorno saremo abbracciati. Contribuisci all'opera di preghiera di Fra Giovanni. Il nostro cuore ti adora. Ogni giorno portiamo conforto a tanta gente che soffre, a tanti poveri che ci chiedono aiuto, a tante persone ammalate. Tutto questo grazie al tuo aiuto prezioso. Sostieni anche tu la nostra opera e il nostro canale con una donazione. Puoi farlo tramite il conto corrente della Fraternità di San Francesco, indicato in sovraimpressione, oppure attraverso il link che trovi in descrizione. Non far mancare il tuo sostegno alla preghiera. Il tuo aiuto è un prezioso gesto d'amore verso il Signore. Grazie di cuore. Gloria a te.
Pensiero di Padre Pio di oggi. Quante grazie scaturiscono dalla sofferenza, quante anime si santificano grazie alla sofferenza. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone XIV. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me quello che hai detto». Con Maria, donna del sì, chiediamo al Padre che anche nella nostra vita si realizzi la sua parola di salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Con Maria, donna premurosa nella carità, chiediamo al Padre di essere testimoni credibili del suo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Con Maria, madre di Gesù, chiediamo al Padre di poter generare anche con la nostra vita la sua presenza nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è prescritto nella legge del Signore. Con Maria e Giuseppe, obbedienti alla parola del Signore, presentiamo al Padre le gioie e le fatiche del nostro essere cristiani e nell'essere fedeli alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Un episodio strano nella vita di Maria e Giuseppe. Gesù, che si smarrisce, viene ritrovato dopo 3 giorni. Ti invochiamo, o Vergine Maria, qualora anche noi ci perdessimo nei grovigli della vita, aiutaci a ritrovare la strada,
a ritrovare la meta, a trovare in Gesù il nostro punto di riferimento, affinché mai più ci possiamo smarrire nella nostra esistenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae,
vita dulcedo, e spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ti lodiamo, Maria, Vergine feconda, che con tuo Figlio Gesù hai aperto le porte del paradiso alla nostra umanità, fragile, sofferente e affranta, ignara del grande amore paterno di Dio per le sue creature e non sempre pronta a rispondergli con amore filiale. Ti lodiamo, Madre di Dio e Madre nostra, che ogni giorno ci soccorri nelle umane sventure del dolore, del peccato, dell'infedeltà, della prevaricazione. Come una madre sei sempre pronta a stringerci tra le tue braccia amorose. Ti lodiamo, dolce Regina dell'universo, per la mediazione di ogni grazia che ci viene da Dio. Ogni volta che ci affidiamo totalmente alla sua volontà, come tu per prima hai fatto, per poterti imitare nelle nostre vite. Ti lodiamo, Maria, scelta di Dio. Ti vogliamo lodare ora e sempre nella nostra vita, per poter godere della tua presenza nell'eternità. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo su una lettera scritta da San Massimiliano Maria Kolbe indirizzata al confratello Fra Matteo, il quale aveva qualche difficoltà nella devozione alla Madonna, non riuscendone a comprendere il valore. San Massimiliano cerca di risolvere le difficoltà del confratello, facendogli comprendere tutta la bellezza e l'importanza di tale devozione. Non vedremo tutta la lettera, ma solo 2 obiezioni, la cui soluzione ci può essere di grande aiuto. La prima obiezione è questa. Tu scrivi: non riesco ad armonizzare nella mia anima il fatto di amare nello stesso momento Gesù e Maria. Così risponde San Massimiliano: ma potevi tu amare insieme tuo padre e tua madre, inoltre anche i tuoi fratelli e sorelle? Certamente il nostro scopo è Dio, la Santissima Trinità, ma ciò non impedisce di amare Dio Padre come Dio Padre, Dio Figlio come Dio Figlio, lo Spirito Santo come Spirito Santo, Gesù come Gesù, la Madre di Dio come Madre di Dio, e poi nostro Padre, nostra Madre, i parenti, gli angeli, i santi e tutta l'umanità. E ovviamente non uno dopo l'altro, ma tutti insieme. Solo che non possiamo pensare a tutti nello stesso istante, ma ciò non impedisce di amare effettivamente tutti e simultaneamente. San Massimiliano passa poi a una seconda obiezione. Tu scrivi: vado davanti al tabernacolo, mi trattengo a parlare con Gesù, eccetera, e poi chiedi: ma dove sta Maria, colei senza la quale è difficile avvicinarsi a Gesù, colei che è la via più breve? A questa obiezione San Massimiliano risponde dicendo che questa unione bellissima con Gesù davanti al tabernacolo è anch'essa una grazia che riceviamo dalle mani di Maria Santissima, una grazia che senz'altro ella ci vorrà donare. Ecco le sue parole. Ti devo aggiungere che non solo è difficile, ma impossibile avvicinarsi a Gesù senza Maria. Perché? Pur prescindendo dal fatto che è stata lei che ha generato e nutrito Gesù per noi, l'avvicinarci a Gesù è indubbiamente una grazia e tutte le grazie giungono a noi passando attraverso lei, allo stesso modo come Gesù stesso è venuto in mezzo a noi attraverso lei. Ora tu mi potresti dire: ebbene, posso io parlare direttamente con Gesù quando non penso a Maria? Mio caro, non si tratta del fatto che tu debba sentire o pensare, ma unicamente che questa è appunto la realtà, anche se non ci pensi per nulla. Se tu ami veramente Gesù, allora innanzitutto tu desideri compiere in ogni cosa la sua volontà e di conseguenza ricevere anche la grazia nel modo da lui stabilito. Se tu hai una tale disposizione, allora puoi liberamente, anzi devi rivolgerti al Sacratissimo Cuore di Gesù con la convinzione di ottenere ogni cosa. Se però qualcuno dicesse a se stesso: io non ho bisogno della mediazione di nessuno, non ho bisogno della Madre Santissima, io sono in grado di adorare, di rendere omaggio da solo al Sacratissimo Cuore di Gesù e di chiedergli ciò di cui ho bisogno, non avrebbe ragione Gesù di respingerlo per una superbia così insopportabile? Scritti numero 643. E così San Massimiliano spiega al confratello che la devozione alla Madonna è la scala per giungere a Gesù. Chi volesse fare a meno di questa scala non arriverebbe mai alla cima. Ecco le sue parole. In lei e attraverso lei sicuramente noi giungiamo al cuore di Gesù, ma senza di lei, nel senso che ti ho detto sopra, ogni cosa è solo un'illusione di Satana
calcolata per condurre l'anima alla rovina. Una bella illustrazione di ciò è la visione che il padre San Francesco ebbe delle due scale, l'una rossa e l'altra bianca, lungo le quali i frati si arrampicavano verso il cielo. Scritti Colbiani, numero 643. La scala bianca simboleggiava la devozione alla Madonna e tutti i frati che salivano su per quella scala bianca riuscivano a raggiungere la cima e quindi Gesù. Giunti al termine della meditazione, cari fratelli e sorelle, come al solito ci rivolgiamo alla Madonna chiedendole la grazia grandissima di giungere anche noi sino alla cima, che è la perfetta unione con il cuore di Gesù. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua assunzione trionfale in anima e corpo al cielo, dove sei acclamata Regina da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi. Ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che ti ha esaltata sopra tutte le creature e per offrirti il nostro omaggio e il nostro amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine assunta in cielo in anima e corpo, prega per noi. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledenzi la chiamano